sulle cronache di questo momento. Genova in 2 settimane più di un episodio c'è stato, cioè gravissimo. Ma sempre stando in Brianza, non perché voglio fare il brianzacentro, ma perché sono brianzolo, ma perché è la zona che conosco bene. Anche lì sia il Lambro che anche il Seveso sono stati praticamente trasformati in canali con le case costruite sull'argine, e quando piove i fiumi si ingrossano, sono sempre dei problemi, e i cittadini di Boviso e Masciago, di Varero, di Cesano, di Monza, insomma queste cose le sanno bene perché le vivono in prima persona. Pronto? Pronto, ciao ragazzi, sono Romeo di Macheria. Ciao, pare di Brianza, ascolta, siccome che ho appena preso la linea perché ero in una zona vuota come cervello dei comunisti, no? Ma c'è forse Andrea Villa in radio, no? Sono qua. Ah, ci sei, ciao. Ciao. Ascolta, mi fate togliere 2 sassolini dalle scarpe, anzi come dicono in Brianza, 2 quadrei. Eccola. Allora, la prima cosa, volevo parlare del signor Salviato. Avete visto, lo so, il telegiornale Mezzogiorno, l'ingegnere di Padova che era stato rapito, che adesso è stato liberato dietro complotto, come sempre, no? Sì. Ecco, siccome che l'ho sentito che ha ringraziato tutti gli uomini della Farnesina, e che è orgoglioso di essere italiano, e fuori da casa sua ci sarà sempre il tricolore. Bravo, che lui c'ha il tricolore attaccato fuori casa. Però si è dimenticato una cosa il signor Salviato. Si è dimenticato di ringraziare tutti i pirla italiani, compreso me, che con le loro tasse hanno pagato il riscatto per farlo liberare. Capito? Questo è un sassolino. Poi il secondo, voglio che quelli che presentano a Radio Padani, i vari cronisti o cose che parlano soprattutto in radio, che si ricordino che quando parlano di quelli dell'ISIS o quelli musulmani, insomma gli sgottatori di persone come li stanno facendo vedere ultimamente, non dicano che sono francesi o inglesi, sono sempre nordafricani nati in Africa o in Inghilterra o in altre parti del mondo. È ora di finire a dire che ci sono anche degli francesi, degli inglesi o dei tedeschi o che arrivino da altre parti del mondo. Sono sempre musulmani nordafricani che sono nati lì. Cioè, come venire a dirmi che Balotelli è di età bianca, no? Perché lei è in Italia. Cioè, cerchiamo di piantarla lì, di dire, e diciamo da che parte sono, basta. Ciao ragazzi! Ciao Romeo, grazie. Le tiravate di Brianzoli sono sempre le migliori, o no? Sono un po' pungenti. Ma perché il Brianzolo è così, un po' spigoloso, un po' duro. È così, capias di Rome Castel, senza girare in giro. Certo, a noi piace essere così, perché è giusto così, altrimenti non saremmo Brianzoli, insomma. Molto bene, pragmatici. Molto pragmatici. Pronto, buongiorno. Senta, stavo parlando prima e sono Silvia da Milano. È caduta la linea. Silvia. Io stavo dicendo, per gli extracomunitari c'è un solo modo. Come ha fatto Gandhi a liberare gli inglesi dall'India, ha boicottato i prodotti inglesi. Noi boicottiamo il lavoro degli extracomunitari, convertiamo i nostri giovani maschi, adulti buoni, giovani e forti e baldanzosi a lavorare anche lavori più umili e faticosi, perché non si può fare sempre quello che piace, ma si deve fare anche quello che si deve. E il problema se ne vanno per forza a casa loro, perché se non hanno più da mangiare vanno a casa loro. Secondo punto, questi soldi che ci tassano fino al midollo delle ossa, basterebbe snellire i soldi dati a tutta la burocrazia delle province, dei comuni, snellire, tagliare gli stipendi. L'ha fatto in Francia, in Germania, qua non si taglia niente. Snellire i stipendi dei politici, dei dirigenti statali, snellire e i soldi vengono fuori. E poi questa è una cosa molto impegnativa. I politici stessi sanno chi sono i veri evasori fiscali, quelli ricchi davvero che hanno i soldi nei paradisi all'estero, solo che sono i primi loro che sono d'accordo con quelli. Allora dovrebbero non essere d'accordo con quelli, pagare la polizia in modo molto salato, perché rischiano anche la vita, e far tirare fuori dalle banche dei paradisi fiscali i soldi e farli riportare nella Banca d'Italia italiane. Lo so, sarebbe un po' un'utopia, però si metterebbe a posto il debito pubblico e ricomincerebbe a ripartire l'Italia. Poi il federalismo fiscale va benissimo, anzi io sarei per tornare alle signorie, ai tempi delle signorie. Ecco. Va bene, grazie, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Avanti, buongiorno, da dove chiama? Pronto? Sì, da dove chiami? Ciao ragazzi, da Milano. Ciao Michele. Ciao Michele. Io ho un'idea molto migliore, che tra l'altro è già in vigore in tanti paesi del mondo, come in America o in Sudafrica addirittura.
cioè dà il lavoro ai cittadini primi del posto, e poi se qualcuno lo nega, non vuol farlo, lo si dà agli altri. In America è questa storia, no? Cioè, che so, te vuoi fare, che so, il lavapiatti, guarda, se in quella circoscrizione, in quella zona iscritta ai disoccupati ci sono, che so, appunto disoccupati dei lavapiatti, prima gli americani, giustamente, e se lo rifiutano con quant'altro lo danno chi arriva dopo. Semplice, basta farlo per legge. State presi così, e noi invece ci schiamo su, ma però legge, lavoro prima i cittadini italiani. Semplice. Ciao ragazzi. Grazie, ciao. Abbiamo ancora un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, Walter da Bergamo. Ciao Walter. Ciao. Com'è a Bergamo? Allora, com'è? Ma oggi c'è il sole, una giornata splendida. Sì, no, ma la situazione com'è stata ieri, nei giorni scorsi? Nella tua zona? Guarda, ci sono stati dei disagi, specialmente in Val Seriana e in Val Brembana. Mm-hmm. Fortunatamente io vivo in pianura e fortunatamente non ho avuto grossi problemi. Mm-hmm. Però io volevo chiedervi, ragazzi, una vostra valutazione. Sì. Quanto la colpa, diciamo, della condizione climatica, del cambiamento della condizione climatica, e quant'è, a vostro avviso, la colpa invece delle carenze delle amministrazioni comunali poverine perché non hanno soldi, però diciamo della mancanza di interventi, eccetera eccetera. Quant'è secondo voi in questo momento la suddivisione delle responsabilità, perché di responsabilità ce ne sono, per l'amor di Dio. Poi un'altra cosa estemporanea. Sì, ti chiedo di essere un po' sintetico perché abbiamo il collegamento telefonico. Allora mi limito alla prima valutazione. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Allora, credo che fare dare una percentuale sia un po' difficile. Sì. È vero che in tanti casi i comuni, le province, le regioni, insomma gli enti locali non hanno fatto i lavori di adeguamento che c'erano da fare, oppure i lavori sono stati fatti ma 10, 20, 30 anni fa, e nel frattempo sono cambiate tante cose, è cambiata la popolazione commentata, sono cambiati i fattori urbanistici perché magari sono state costruzioni nuove, sono cambiate tante cose, ed è sì cambiato anche il clima, perché io mi ricordo che fino a pochi anni fa, a metà novembre, verso la fine come siamo oggi, eravamo già in giro con la giacca a vento, la sciarpa, il cappello e i guanti, becco. E io prima ero in giro camicia, maglioncino e col giubbino leggero, avevo Leggero caldo. Anch'io sì, ho sudato. E quindi sì, è vero, da una parte ci sono responsabilità da imputare agli enti che non hanno provveduto a fare i lavori di messa in sicurezza che avrebbero dovuto fare, però diciamo che anche il tempo, insomma, sì, la sua parte la fa, perché questi acquazzoni in questo periodo non sono mai stati così come li conosciamo oggi, e io c'erano i tuoni, ha fatto i temporali a novembre. Fatto temporali, incredibile. Sì, è un fenomeno abbastanza... Cioè non dovrebbe essere una cosa normale. No. Poi, oddio, dire che sta cambiando il clima è una cosa, cioè è un'affermazione importante che io non mi sento di fare, nel senso, per dire questo ci vogliono una serie di verifiche, di constatazioni importanti che io non sono chiaramente in grado di fare. Sicuramente, ecco, invece rispetto a quello che diceva il nostro ascoltatore, ci sono delle corresponsabilità importanti da parte degli amministratori a tutti i livelli, dove la partenza sta sicuramente in chi ha varato, ha votato, ha istituito queste leggi urbanistiche, vuoi anche quelle più vecchie, quindi che forse sono quelle che hanno dato più problemi, quelli di 20 anni fa o che hanno fatto costruire un po' come veniva e senza rispettare i vari... Soprattutto è questo secondo me, perché se tu fai una palazzina a 3 metri dell'argine del fiume, poi cavolo... È normale che prima o poi qualcosa possa cadere. Poi dopodiché magari 20 o 30 anni fa qualcuno ha intubato un corso d'acqua che tutto sommato si faceva qualche piena, però valiva là. Le acque di pioggia che c'erano erano quelle che erano, e invece oggi ci sono quasi dei fenomeni, esagero Villa, quasi dei fenomeni a livello di
di tempeste boreali, queste cose qui, che scaricano giù una valangata di acqua impressionanti in brevissimo tempo, in poco tempo, e probabilmente quei tubi che sono stati messi sottoterra per ingabbiare, per costringere quei corsi d'acqua a passare sotto le città, sotto gli abitati, oggi diventano delle canne di fucile che a volte esplodono per la troppa potenza, la troppa forza che c'è dentro. Sicuramente la prima responsabilità che io metterei in capo, la metterei in capo all'uomo, non sicuramente alla natura. Non sicuramente la natura. Ma come tutti i martedì andiamo con una delle nostre rubriche e pardon, è bello. Andiamo, eccolo lì. E come tutti i martedì, attenti a quei due, per 3 minuti si trasforma in Attenti a quei tre, con il nostro collega giornalista televisivo di Prima Rete Lombardia e opinion leader di Attenti a quei due, Vladimiro Poggi. Oggi parliamo dei disastri peninsulari e della miseria che si abbatte sulle famiglie già messe in ginocchio dal duro momento congiunturale. La devastazione dell'acqua si porta via anche le ultime speranze, ma chi è il vero colpevole? Ne parla Vladimiro Poggi. Ed eccoci nuovamente in radio, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Purtroppo è così, da una parte indubbiamente i cambiamenti climatici sul riscaldamento del pianeta che determinano vere e proprie bombe d'acqua con una frequenza sempre più maggiore, ma è inutile dimenticare e sottovalutare le gravissime responsabilità umane e soprattutto politiche degli ultimi 20-30 anni. Come dicevate giustamente, le intubazioni di corsi d'acqua vanno contro quello che è il corso d'acqua reale. Il corso d'acqua deve essere libero di poter svilupparsi, ma siccome c'era il denaro e c'è il denaro, via giù di tangenti si è arrivati molto spesso a varare piani regolatori e piani di gestione del territorio totalmente contrari a quelli che sono non soltanto i dettami della natura, ma i dettami soprattutto del buon senso. Ecco quindi che ci troviamo di fronte ancora una volta ad una serie di disastri di cui la politica, soprattutto quella fatta dai palazzinari, dai cementifici, da coloro che hanno ritrovato il loro essere soprattutto truffaldino nel cementificare ovunque. Io ci terrei a sottolineare 2 aspetti principali. Il primo, è piovuto intensamente negli ultimi 10 giorni in tutta Europa. L'unico paese che ha fatto la figura del cioccolatino è stato il nostro, con vere e proprie inondazioni non soltanto lungo l'asse del Po, ma anche in zone non golenali, dove in effetti l'unica vera conseguenza dell'alluvione è stata quella della violenza nei confronti del paesaggio, nella costruzione di capannoni e cattedrali completamente vuoti, non perché ce lo chiedevano gli imprenditori, ma perché ce lo chiedeva il dio tangente e soprattutto il dio denaro. In secondo luogo, negli ultimi 10 anni i vari governi, Monti soprattutto, ma anche Letta, Renzi, tutti i governi che in questi anni hanno comunque messo mano ai piani regolatori, hanno eliminato dalle voci di bilancio orizzontalmente milioni e milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e di quelli che sono invece i vecchi mestieri, le vecchie mansioni dei cantonieri. Vi ricordate il lavoro vecchio ma sempre molto onorabile del cantoniere, colui che durante l'anno teneva pulito i pozzetti, i tombini e i canali. Eliminando la manutenzione ordinaria e straordinaria si sarà dimagrito poco il bilancio nazionale e degli enti locali, ma le conseguenze sono drammatiche e adesso bisogna spendere, pensate, secondo gli ultimi studi e le ultime rilevazioni, almeno 3 volte tanto per cercare di risanare e di bonificare tutte le zone alluvionate. Infine, e non è meno grave di quanto io ho detto, la situazione che ci troviamo di fronte è grave soprattutto perché alla fine saranno stanziati ancora altri soldi. Per esempio Giuliano Pisapia, il sindaco di Milano, ha detto che è pronto il piano antiseveso da 100 milioni di euro, ripeto 100 milioni di euro, e io scommetto che il prossimo anno saremo ancora qui
a frequentare, a partecipare all'esposizione del 2015 non con le vie d'acqua ma con i canotti direttamente tra Corvetto, Rogoredo e il centro della città. Avanti tutta quindi, il gommone l'abbiamo, anzi il regalo per Natale che ho chiesto ai miei familiari è proprio 2 braccioli da mettermi in macchina, non si sa mai, e un canotto in caso dovessi arrivare in televisione durante una delle tante prossime piogge. Per ora è tutto, ci risentiamo martedì prossimo, sempre nell'ambito di Attenti a quei due. Quello che stai ascoltando, pretendilo in qualità perfetta. La tua radio è già digitale, diventalo anche tu. È tra noi, è in tutta Italia, è in tutti i negozi. Festeggiala, è la settimana della Digital Radio. Adesso, quando acquisti una nuova radio, anche per la tua auto, chiedi la Digital Radio. Informati su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net. Su e Giù, per non cadere più. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Venice Film presenta Il Leone di Vetro, una storia mai raccontata prima. 2 famiglie, una scelta epocale. Siamo arrivati al voto, un voto che creerà una nuova Italia. Questa terra fa gola a tutti. Dobbiamo fare il possibile per convincere anche gli ultimi indecisi. La nostra terra non sarà data a nessuno. Io non so più dove andare a prendere i schemi per pagare, lo capisci? Basta, una famiglia speciale. Gli contro gli altri. Il Leone di Vetro, un film di Salvatore Chiosi. Nelle sale, dal 13 novembre. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Eccoci qua, buona Padania, ritorniamo in diretta, attenti a quei due, io sono Andrea Villa e abbiamo ancora mezz'oretta di tempo da passare insieme con... Anche Alessandro Branduardi, detto Brandu. Il Brandu, allora, tante cose, tra poco partirà anche la rubrica più attesa della settimana a Radio Padania Libera. Quella più sfiziosa. Quella più sfiziosa, sì, perché... tira fuori le chicche. Guardate che... Intanto mi è uscito il jack della Cuffin. Anche a me, altro che le chicche. Sentivo più niente. Altro che le chicche, angolo cultura. Andiamo con l'angolo cultura perché anche oggi, come ogni martedì nel passato, sono successe davvero tante cose e oggi in quest'angolo abbiamo selezionato solo le migliori, le più interessanti, le più belle
e le più succose, così. Bene, e allora partiamo. Che cosa accade in quel 18 novembre? La leggenda vuole che nel 1307 Guglielmo Tell, usando la sua balestra, colpisce con una freccia la
Fantastica la nostra rubrica oggi. Che sound! Ha dato carica. Che ha dato sound! carica. Che sound! I sound che piace ascoltare ad attento quei due. Benissimo, ma allora giustamente adesso continuiamo la nostra trasmissione ed entriamo in quella che poi di fatto è la terza parte di questa trasmissione, di questa giornata di Attenti a quei due. Ricordiamo appunto il tema di oggi è: il paese fa acqua da tutte le parti, un disastro sia da un punto di vista meteorologico che da un punto di vista amministrativo. Abbiamo sentito la voce dei nostri ascoltatori che si sono espressi in merito appunto alla questione, abbiamo sentito la rubrica di Vladimiro Poggi e adesso abbiamo il nostro ultimo collegamento di oggi, l'ultimo telefonico. parere, che è il parere più tecnico rispetto a quello di pancia che abbiamo potuto ascoltare e dire noi fino a questo momento. Tecnico e assolutamente direi anche autorevole, e ne parliamo appunto con il funzionario di ARPA Lombardia, il dottor Lorenzo Craveri. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, Lorenzo. Buongiorno a tutti. Ciao Alessandro. Ciao. Allora, cerchiamo di capire nella maniera più semplice ciò che è accaduto in queste 2 settimane, in cui ci sono state alluvioni, frane, allagamenti, straripamenti, esondazioni e adesso, al di là degli scherzi, in alcuni casi ci sono stati anche degli esiti che definirei terribili, in cui persone hanno anche perso purtroppo la vita, ma questo cerchiamo di farlo un pochino per gradi. Allora, dottor Craveri, intanto facciamo un brevissimo escursus sull'andamento stagionale. Cosa ci ha riservato rispetto alle statistiche storiche e poi la cosa che ci interessa di più? Cerchiamo di capire tutta quest'acqua da dove arriva. Come mai rispetto, non so, ad un tempo, io dico 10 anni, 20 anni, 30 anni fa, un tempo, quindi un lasso di tempo anche diciamo abbastanza breve, no? Eventi così violenti non erano di certo una consuetudine. Come spieghiamo questo fenomeno, Lorenzo? Ma sì, certo. Allora, no, in realtà quello che ti direi io, in realtà è abbastanza una consuetudine in realtà per il mese di novembre. Le piogge in queste 2 settimane non sono state in realtà così inaspettate, e se andiamo un attimino indietro con la memoria di 60 anni per chi è più vecchio, 50 anni o 40 anni o 30 anni, ad esempio possiamo ricordare l'alluvione del Polesine del 51, è avvenuta a novembre. L'alluvione dell'Arno a Firenze, sempre a novembre, nel 1966. Poi ci sono state alluvioni anche non in autunno, ma ad esempio in estate, la Valtellina 1987, altre alluvioni autunnali, l'alluvione del Piemonte del 94, l'alluvione del Piemonte della Lombardia del 2000, a ottobre, e poi l'alluvione più recente, che in qualche modo ha dei dati molto simili, analizzando da un punto di vista meteorologico, a quelli di questi ultimi anni, di questi ultimi giorni, che è l'alluvione del novembre 2002, che ha fondamentalmente colpito, per così dire, duro, nelle stesse zone che sono state colpite dall'alluvione o dalle alluvioni di questi ultimi giorni. In particolare anche nel 2002 Seveso diede problemi, e in particolare Lambro diede problemi, e vi furono le esondazioni nella zona del Parco Lambro, come è avvenuto diciamo in questi ultimi giorni. Cosa dirti di tutto questo? Non si può dire che sia una consuetudine, perché effettivamente è 12 anni che non pioveva così tanto, nel senso che l'ultima alluvione, come vi dicevo, è avvenuta nel 2002, però sicuramente durante il periodo autunnale, metà autunno, inizio autunno, si hanno quelle condizioni, quel mix di condizioni meteorologiche che sono tipiche per avere situazioni alluvionali, cioè abbiamo un mare caldo, il Mediterraneo, e abbiamo invece l'aria, diciamo, a latitudini più settentrionali che inizia a essere fredda. Quando queste due masse d'aria si scontrano, e in particolare quando c'è un flusso da sud che interagisce con l'Appennino o con le Prealpi o con le Alpi, c'è, per così dire, il minestrone giusto per avere una situazione, per così dire, pericolosa, in alcuni casi drammatica, come in queste ultime settimane. Ho capito, perfetto. Quindi non lo so, ma quello che a me ha lasciato più come posso dire, più stupito, più quasi incredulo, è che nel giro di 15 giorni in Liguria se ne sono susseguite una serie infinita di questi eventi, quindi
tanta acqua, tanti eventi, tanti fenomeni, diciamo anche disastrosi, tutti concentrati in 10 giorni fondamentalmente, e senza poter dare neanche tregua alla protezione civile, piuttosto che a chi è imputato a fare dei controlli, a poter governare questo tipo di fenomeni. Quindi ecco, sicuramente... Sicuramente che questi primi 16-17 giorni, 20 giorni, insomma, gli ultimi 20 giorni siano stati piuttosto critici, e lo dimostrano anche alcuni dei nostri dati, nel senso che io, lavorando per ARPA Lombardia, conosco bene la realtà lombarda, però voglio dire, le ragioni per cui abbiamo avuto queste precipitazioni così forti in questi ultimi giorni, sia in Liguria che in Lombardia e in Piemonte, sono sostanzialmente, come ho cercato di accennarti prima, è legato a questo flusso umido, si dice umido sud-occidentali, il vento è il libeccio per così dire, che passando sul mare recupera la molta umidità legata all'evaporazione del mare, che è ancora caldo in realtà, e permette lo spostamento di queste masse d'aria umide fin verso i rilievi appenninici nel caso della Liguria, prealpini nel caso della Lombardia. Poi per un processo fisico questa massa d'aria risale verso quote più alte proprio perché hanno una barriera, si ha una saturazione, una formazione di nubi e poi precipitazioni. Se questo tipo di situazione si va avanti per molte ore, addirittura per molti giorni, si spiega quello che è successo in questi giorni. Giusto per citare qualche dato, per essere, come mi dicevi prima, un po' più scientifico, considera che almeno per la Lombardia occidentale, per il Piemonte, le precipitazioni dall'inizio di novembre, dal 1° di novembre, sono state tra 2,5 volte e 3,5 volte superiori rispetto alle attese. Vi faccio alcuni esempi, ad esempio a Milano, in zona Parco Lambro, dove abbiamo una stazione meteorologica di ARPA Lombardia, la media recente degli ultimi 24 anni ci farebbe aspettare 122 millimetri di pioggia. La pioggia si misura in millimetri, certo. Ogni millimetro è 1 litro di acqua per metro quadrato, giusto per dare un contesto. Considera che mediamente ne attenderemo 122 per Milano, zona Parco Lambro, e invece questo in tutto il mese di novembre, cioè abbiamo ancora 12 giorni, e invece ne sono caduti a ieri già 350. Un'altra zona critica, sono valori importanti comunque. Sono valori, sì, ma adesso ve ne do un paio di altri ancora più importanti, nel senso che per dire, la zona della Brianza a Cantù dovremmo avere attorno ai 170 millimetri per tutto il mese di novembre, ne abbiamo già avuti 441. E adesso arrivo col dato più clamoroso, per così dire, che è quello del lago Maggiore, dove abbiamo delle stime di precipitazioni fino a 800 millimetri dal 1° di novembre, ma una stazione, la nostra stazione, che è Angera, quindi nella parte bassa, si aspetterebbe 180 millimetri, cioè la climatologia recente si aspetterebbe 180 millimetri, ne abbiamo avuti 608. Più di 4 volte, mamma mia. Ecco, quindi sicuramente i numeri sono importanti, e tra l'altro si inseriscono, se posso ancora dar qualche numero, su delle precipitazioni annuali significative, nel senso che più o meno nelle stesse zone, cioè Angera, Milano, Cantù, ma anche un po' ovunque, abbiamo avuto rispetto alla norma a oggi tra il 50 e l'80% in più di precipitazioni. Quindi sicuramente è un anno che in qualche modo questi 17 giorni, 16-17 giorni, sono un po' lo specchio di un'annata effettivamente piovosa. Sì, perché abbiamo avuto anche quest'estate particolarmente umida rispetto alla normalità, ma una domanda di pancia che è emersa anche dal confrontarsi e dal parlare con tante persone, un po' quello che accennavo prima. Una volta arrivati a fine novembre si andava in giro tutti imbacuccati, sciarpa, cappellino, guantini, giacca a vento, faceva molto più freddo. Invece negli ultimi almeno 2, 3, 4 anni le temperature sono un po' aumentate. Questa è solamente una sensazione, un parlare di popolo, o davvero il clima sta cambiando, stanno aumentando le temperature e sta succedendo qualcosa? Allora a livello globale sicuramente c'è un aumento medio delle temperature. Poi è chiaro che
fare delle analisi precise sulla singola città della Lombardia, la pianura lombarda è difficile, però la realtà è che effettivamente, diciamo, siccome normalmente in climatologia si prendono dei trentenni di riferimento, rispetto al trentennio di riferimento che ad oggi è il 61-90, il ventennio più recente, o diciamo questi ultimi 10-15 anni, sicuramente sono più caldi rispetto a quel riferimento. Poi dire di 1,5 gradi a novembre, di 2 gradi a luglio, questo è, diciamo, sicuramente è complesso, però è indubbio che le temperature siano complessivamente più alte rispetto al recente passato, e in particolare se andiamo invece a vedere il passato meno recente, quando si parlava della piccola glaciazione, insomma del 600, del 700, 800, sicuramente rispetto a appunto qualche secolo fa decisamente più caldo. Ecco, allora Lorenzo, prima di salutarci ti chiedo quello che vogliono un po' sapere anche tutti i nostri ascoltatori, che tempo farà nei prossimi giorni e se dobbiamo uscire con lo scafandro o in costume da bagno, ma soprattutto Alberto da Casirate Olona, che di mestiere fa l'autotrasportatore, ci chiede se deve convertire la patente C in patente nautica. Insomma, cosa dobbiamo aspettarci? Come dicono alla televisione quando fanno il meteo, dobbiamo aspettarci altre bombe d'acqua? Ma soprattutto voglio cogliere l'occasione, visto che abbiamo un tecnico, queste bombe d'acqua cosa sono? Che fino all'altro ieri non esistevano. Allora, non esistono, nel senso che poi vi dirò che cosa fa nei prossimi giorni, perché ho buone notizie, però diciamo le bombe d'acqua non esistono, nel senso che è una definizione di fantasia inventata da studio aperto, credo da una brutta traduzione dei paesi anglosassoni, però si inserisce in quella meteorologia così raccontata, che vive di aforismi, di parole evocative, che è la stessa che dà i nomi alle perturbazioni, che dà i nomi agli anticicloni estivi, che dice che a ogni temporale vi è una tromba d'aria quando magari c'è un fortissimo rinforzo di vento. Per cui le bombe d'acqua non esistono. Bisogna chiamarle temporali forti, temporali molto forti, o usare altre terminologie come i nubifragi, che è brutta parola, però coglie di più rispetto a diciamo un nome di fantasia che non ha nessun senso. E questo, diciamo, giusto per contestualizzare. Però invece, passando a quanto mi avete chiesto per quello che succederà nei prossimi giorni, le notizie sono molto positive, nel senso che sostanzialmente sia, diciamo, io guardando i modelli che ho a disposizione, su cui poi potremo parlare su come si fanno le previsioni del tempo, molte ore anche, però voglio dire, a parte questo, insomma, nei prossimi giorni sicuramente le condizioni meteorologiche sono in miglioramento sia in Lombardia che in tutto il nord Italia. Chiaramente avremo, come capita normalmente in questa stagione, tempo più bello sui monti e qualche nebbia, foschia, nubi bassa al piano, ma in un contesto sostanzialmente di stabilità e quindi di condizioni molto più simili a quelli che noi ci possiamo attendere per la fine di novembre. Non farà comunque particolarmente freddo, però magari alla mattina i guanti si potranno mettere, qualche cappellino, insomma più i freddolosi inizieranno a avere dei vestiti un pochino più consoni, ma niente di drammatico, ripeto, in un contesto almeno fino a domenica stabile. Ma senti, è presto per dire se ci sarà neve sui monti quest'inverno? Sì, direi di sì, nel senso che anche quello è un altro filone, cioè c'è chi spara con mesi di anticipo già quello che succederà nelle stagioni successive. Non ci sono evidenze statistiche che questo genere di informazione ha una sua solidità, una sua robustezza, per cui dirti quello che succederà è difficile. Posso dire che già adesso sopra i 2200-2400 metri c'è già un innevamento invernale, in alcune zone superiamo oltre i 2500 metri, superiamo già il 1,5 metri, 2 metri di neve, quindi insomma a quote elevate abbiamo già messo una buona riserva per la stagione invernale. Bene, Lorenzo, c'è un piccolo fuori programma, c'è un ascoltatore che vorrebbe farti una domanda, possiamo passartelo? Assolutamente. Allora avanti, buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Regina, telefono da Brescia. Buongiorno. Io ho un po' di anni e mi ricordo che ha cominciato a cambiare il tempo da quando hanno fatto la diga di Aswan. No, allora diciamo che queste correlazioni tra
il tempo in regioni così lontane e spazi così piccoli a distanza a distanze così lontane da noi lasciano un po' il tempo che trovano. È una casualità, insomma. Direi di no, è abbastanza casuale. Insomma, la diga di Aswan è degli anni, credo, 60, 50. Se si vuol vedere un salto climatico, in genere i meteorologi lo mettono o tra la fine degli anni 70 o a metà degli anni 80, per cui in teoria bisognerebbe, per fare un'analisi un pochino più approfondita, vedere se qualcosa è realmente successo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, però insomma tendenzialmente è sempre abbastanza difficile, il piccolo fatto che poi si ripercuote su avvenimenti a scala voglio dire, così planetaria. Direi che non c'entra, credo che c'entri molto poco e sia difficile dimostrare che possa c'entrare con il cambiamento climatico. Ok, grazie al dottor Craveri che è stato Craveri, scusa, che è stato gentilissimo come sempre del resto. Ci mancherebbe. E niente, Lorenzo, noi ti salutiamo e magari ci risentiremo con l'anno nuovo per vedere un po' qual è stato l'esito di tutta l'annata, l'andamento, e per vedere, per sentire, per capire cosa ci riserverà magari l'anno nuovo. Lorenzo Craveri da ARPA Lombardia, grazie mille, buona giornata. Arrivederci a tutti, ciao. Arrivederci, grazie, e collegamento che è stato davvero interessante, direi, perché abbiamo potuto valutare ed approfondire qualche aspetto che magari uno solitamente non pensa, non va certo, perché uno non è del mestiere, invece Lorenzo è un grande, molto bravo. Niente, caro Villa, come avevamo anticipato nella nostra rubrica, c'è già sotto un pezzo di altri tempi. Un pezzone. Comincia già ad avere un bel 43 anni, però ragazzi, fa paura. Portati bene, Mamma mia. Mica come noi che siamo cos'era le Guglielmo Hotel del 1700, 1300, non mi ricordo, 1307. Non li portiamo meglio. Assolutamente, direi di sì. Salutiamo Carla dal Vigivanese, perché anche oggi c'è scritto come tutte le settimane, però questa puntata, oltre che salutarla, le porgiamo anche le nostre scuse, perché a causa i tempi ristretti della puntata di oggi non riusciamo a leggere il suo messaggio. Ci scusiamo anche con Amaury da Feltre, perché simpatico, non riusciamo a leggere neanche il suo messaggio oggi, così come ci scusiamo con tutti gli altri ascoltatori che oggi ci hanno scritto davvero in tanti messaggi, ma purtroppo non ce la facciamo. Le cuffie nel frattempo le ho sistemate, perché c'è anche chi mi ha sgridato perché avevo le cuffie storte, chi ci guarda con lo streaming. Ricordiamo anche che è possibile tramite il sito di Radio Padania e tramite YouTube guardarci in diretta, per chi ha lo stomaco un po' più robusto e dal coraggio di farlo può fare. E Ale, niente, leggiamo solo un messaggio che è quello che vince, ne leggiamo uno per tutti. Per gli 80 euro vorrei dire agli italioti che qualcuno li ha presi, ma tutti pagano, ci pagano le tasse. Complimenti alla trasmissione Attenti a quei due, Fulvio da Gandino. Salutiamo Fulvio, così come salutiamo tutti gli ascoltatori di Attenti a quei due. E per oggi è veramente tutto, speriamo di avervi fatto sorridere un poco, che è poi l'obiettivo che noi dai, un pochino, perché noi facciamo informazioni. Grazie sempre ancora a Lorenzo Craveri, che è stato veramente puntuale, attento e ha fatto una disamina importante. E che dire, salutiamo anche il nostro regista Giulio Cesare Carnelli, lo spadigliante, che oggi